Ci trasferiamo a Messina per vedere qual è la situazione dopo una settimana di sciopero. Autotrasportatori ancora fermi anche in provincia di Messina, permangono i presidi a Villafranca e Tremestieri. Non si parla più di blocchi, bensì di fermo volontario degli autotrasportatori, poiché è venuta meno l'autorizzazione della questura. Di fatto non è partito nessuno, la protesta va avanti ad oltranza. Noi quest'oggi siamo andati a Villafranca, vediamo il servizio. In principio fu il blocco, ora gli autotrasportatori preferiscono definirlo uno sciopero autonomo e volontario. Di fatto il fermo dei trasporti indetto dal movimento Forza d'Urto in provincia di Messina è ancora in atto. Dalla questura sottolineano che non c'è autorizzazione alcuna né a Messina né a Catania, Siracusa ed Enna ed ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità. Ma i protagonisti dello sciopero, cioè gli autotrasportatori, precisano che nessuno blocca più nessuno, passa chi vuole, resta fermo chi autonomamente ritiene di voler proseguire la serrata. Tante a loro dire le ragioni per non mollare. Stamani siamo stati ai caselli di Villafranca Tirrena, dove sono ancora numerosi i mezzi pesanti in sosta, ed abbiamo cercato di conoscere le ragioni degli autotrasportatori. Specifichiamo una cosa, in realtà non c'è in questo momento un blocco. Voi da adesso in poi praticamente fate leva soltanto sulla volontà del singolo autotrasportatore di partire o meno, è così? Sì, ognuno è libero di fare quello che vuole. Non forziamo a nessuno, ufficialmente il blocco non c'è. Se ognuno sa come siamo ridotti, si associa. Dalle notizie che le pervengono ci sono state partenze oppure no? Sappiamo per esempio che per quanto riguarda le autobotti, le autocisterne cariche di benzina non è partito nessuno se non per i soccorsi di prima necessità, aeroporto, ospedali e quant'altro. Dalle sue notizie com'è la situazione? La stessa cosa che sa lei, le cose di necessità sono già partite. Sono uscite. Per i punti necessari sono partite e nessuno ha detto niente, perché è giusto. Dalle altre parti com'è la situazione? Noi siamo qui a Messina al casello di Villafranca, ci sono stati in questa settimana blocchi a Tremestieri così come a Catania e a Siracusa. Che notizie vi giungono dalle altre province? Che sono ferme tutte come noi, tutte quante, di mantenere i blocchi, sempre nel limite regolare, senza forzare a nessuno. Non parliamo più di blocchi? No, ognuno è libero. Parliamo di uno sciopero autonomo del singolo autotrasportatore. Sì, penso che si associeranno anche gli altri adesso. Poi. Poco fa parlavamo con alcuni autotrasportatori così in zona, in giro, sul fatto che comunque si tratta di una protesta che non riguarda solo la categoria degli autotrasportatori perché nessuno riesce ad arrivare a fine mese. Avete avuto solidarietà da parte dei cittadini, dei commercianti? Qualcuno mi diceva che ci sarà qualche commerciante qui a Villafranca che chiuderà in segno di solidarietà. Diciamo che sappiamo che pomeriggio chiudono tutti, abbasseranno le saracinesche. E saranno con noi, poi se cambiano idea non si sa, però già sono stati qua, sono già venuti e hanno partecipato, ora siamo tutti qua in attesa. In questi 6 giorni si sono aiutati come potevano, portando viveri a tutti gli autisti, molti anche del nord, che sostavano a Villafranca piuttosto che a Tremestieri. Nessuno, ci hanno raccontato, ha manifestato loro solidarietà. Ai consumatori, gli autotrasportatori chiedono scusa per i disagi, ma contemporaneamente li invitano ad unirsi a loro, visto che tutti lamentano di non riuscire ad arrivare a fine mese, tutti pagano la benzina come fosse oro, tutti, in definitiva, sono sulla stessa barca. L'iniziativa è che passeremo da tutti i negozi a invitarli a essere solidari con noi e con i trasportatori e il movimento dei forconi, e da lunedì anche i negozi rimarranno chiusi. Lancio un appello anche ai commercianti del Tirreno, della zona di Barcellona e la zona vicina a noi, al nostro presidio, perché tutti dobbiamo fare sentire questo disagio in questo momento. Ci scusiamo con tutti per i disagi, però speriamo di ottenere almeno essere ascoltati. La vostra posizione è semplice, siamo tutti sulla stessa barca, non soltanto gli autotrasportatori ma tutti soffrono le condizioni difficili in cui viviamo, uniamo le forze e cerchiamo di ottenere qualcosa. Perfetto, lei sposa appieno la nostra politica, la nostra linea e auguriamo che
che la politica ci ascolti e che noi continuiamo ad essere sempre dignitosamente uniti, compatti, senza allarmismo, senza creare disagio a nessuno, senza che si dice di minacciare nessuno, qua nessuno minaccia nessuno. E semplicemente, spontaneamente abbiamo visto molti trasportatori e molti commercianti che si stanno unendo alle nostre lamentele.